Lo ricordava Paolo Manca, noi ci siamo visti una settimana fa proprio ad Alghero, un convegno, c'era anche l'assessore Riu, perché come Legambiente, per poter dire qualcosa così di sensato su questa legge, abbiamo fatto in un anno tanti incontri da Cagliari, appunto l'ultima ad Alghero, in tanti territori della Sardegna. Ora è venuto fuori questo, che abbiamo, lo ricordava l'assessore Riu, una Sardegna che dal punto di vista pianificatorio viaggia a diversi livelli. Solo 21 comuni hanno adeguato, solo 21 hanno ancora un programma di fabbricazione, ecco perché il caso Alghero, un programma di fabbricazione, altri comuni hanno ancora un piano regolatore generale e altri dei PUC ante PPR, così li chiamati la regione. Solo 21 sono invece quelli 18 che hanno adeguato al PPR. Allora, nonostante 36 milioni di euro varati dalla Regione dal 2006 a oggi, solo 16 milioni sono stati utilizzati, allora questa per noi è veramente una prima emergenza. Perché i comuni non si sono adeguati? Perché i comuni non hanno, quei comuni che non sono adeguati viaggiano con strumenti di 40 anni fa? Voi pensate, Alghero, 1974, il programma di fabbricazione, non c'era, voglio dire, era un altro mondo. Ecco, vuol dire che conviene probabilmente applicare quelle regole di quel programma di fabbricazione. E lo diceva Manca, siamo nel 2018, stiamo proiettandoci nel 2020-2025, sono scadenze messe dagli accordi di Parigi. Cioè gli accordi di Parigi hanno messo un ritmo di scelte sul territorio, di qualificazione del territorio che ci deve mettere alla prova. Allora la Sardegna nel 93, nel 2006 è stata all'avanguardia in Italia e in Europa. Nel 93 la Sardegna aveva deciso l'articolo 10 bis della 45 che era la inedificabilità nella fascia dei 300 metri, cioè aveva deciso che quel bene territorio, il bene paesaggio fosse un asse strategico su cui appunto poi si fa ricettività, si fanno investimenti, ma un asse strategico non subordinato al fatto che la ricettività è la priorità. L'asse strategico è salvaguardare il territorio. Quella politica ha pagato. Un'indagine recente che abbiamo presentato come Legambiente ci dice che solo il 27% del territorio costiero della Sardegna è stato trasformato e il resto è ancora appunto a grandi attrattive dal punto di vista turistico, dal punto di vista di quello che è la concorrenza a livello internazionale ormai per il mercato turistico. In altre regioni d'Italia è esattamente il contrario, la Puglia, la Calabria, la Basilicata, il 75% di territorio trasformato. Allora noi abbiamo un grande valore, un grande chance, abbiamo un grande bene territoriale, dobbiamo migliorare tutto il sistema turistico. Ecco, dobbiamo migliorarlo, adeguarlo, migliorare la qualità del servizio, si diano premialità per chi mette a norma dal punto di vista statico, efficientamento energetico, tutto quello che è per mettersi a norma. Diciamo però che avendo questa emergenza di comuni che ancora viaggiano, penso a Olbia, pensiamo all'alluvione di Olbia, l'alluvione e viaggiano ancora con un programma di fabbricazione, è una cosa scandalosa a nostro parere. E allora diciamo la premialità per gli incentivi, bene, per i comuni che hanno l'adeguamento, i comuni che hanno ancora strumenti ante PPR, si sospendano i piani attuativi fino a che i comuni non varano il PPR, non fanno l'adeguamento, perché vuol dire fare l'adeguamento, mettersi al passo con i tempi, al passo col mondo. Dico questo perché ad Alghero, l'ho ricordato, abbiamo chiesto, il comune di Sassari è la più grande città della Sardegna che ha approvato un PPR, vuol dire che si può fare nelle grandi città. Il comune di Stintino, abbiamo sentito ad Alghero, ha approvato il PPR, si può fare in un piccolo comune costiero. Il comune di Posada, l'ha ricordato il Riu, è uno dei primi comuni che si aveva
che aveva adeguato, ha vinto anche un premio nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica proprio per quella innovazione. Allora, se noi vediamo questi comuni che hanno fatto l'adeguamento, scopriamo che tutti questi comuni hanno espresso un protagonismo attraverso l'adeguamento. Il piano urbanistico comunale di Stintino ha una innovazione metodologica come quello di Sassari, l'intuizione del professor Gabrielli che aveva dato l'input da un punto di vista pianificatorio. E allora questi i comuni che hanno adeguato, che sono misurati, che hanno avuto il coraggio di dire noi siamo protagonisti e disegniamo il futuro per i nostri figli, ecco, a mio parere vanno messi al centro di queste discussioni, sono un valore per la Regione Sardegna. Io propongo qui a Rio, al Presidente Pigliaru, che questi comuni si faccia un incontro tra tutti questi programmati per permettere ai comuni di far venire fuori queste intuizioni programmatorie che hanno migliorato il PPR. Adeguarsi al PPR non è un atto burocratico, non sono fotocopie, non sono standard. Costringe i sindaci a misurarsi con quel territorio, a mettere in valore il territorio e i servizi che possono permettere di gestire il territorio agli abitanti e anche ai turisti. Quindi la nostra proposta è una revisione della legge, e chiudo dicendo che il PPR è il punto di riferimento generale perché ci permette di stare al passo con i tempi e di migliorarlo con tutto quello che è venuto dalla pianificazione comunale. Poi nel merito gli articoli, chiaramente l'articolo 43 è in contraddizione con questa visione che diceva Manca, è in contraddizione. Se noi abbiamo un orizzonte, una cornice che è il piano paesaggistico, dobbiamo tutto stare all'interno di questo. Poi, per quanto riguarda le osservazioni più di merito, faremo pervenire documenti, parteciperemo a questi incontri. Ribadisco, faccio questa richiesta che tutto quello che è la ricchezza che è venuta dai piani urbanistici comunali, che sono una grande prova di maturità dei sindaci della Sardegna, delle amministrazioni comunali, sia messa a disposizione di tutti per fare uno slancio perché tutta la Sardegna si adegui al PPR col piano delle zone interne e si misuri col mondo da posizione di qualità. Grazie.